Dal 26 al 28 giugno al Lido di Venezia, aeroporto Nicelli, ci sarà la prima edizione dell'appuntamento internazionale dedicato al cavallo arabo. L'iniziativa è dell'azienda di promozione turistica della provincia di Venezia in collaborazione con l'azienda eventi del Casino di Venezia. Ecco, vorremmo sapere l'importanza che ha per voi questa manifestazione di carattere internazionale dedicata a un pubblico, come dire, forse riservato, ristretto, però molto importante. L'importanza dell'iniziativa sta nel fatto che essa si pone due obiettivi. Uno è sicuramente un rilancio come immagine internazionale del Lido come location, località importante non solo per la mostra del cinema, non solo per il futuro palazzo o altre iniziative in corso, ma anche come luogo da rivalutare dal punto di vista del soggiorno e della spiaggia, e questo è un motivo. L'altro è che noi pensiamo che ormai alcuni eventi che possono dare un valore aggiunto alla città è diverso rispetto alla parte più tradizionale e nuova, sia quest'anno individuare nel cavallo arabo lo strumento che ripropone un dialogo fra l'Occidente e l'Oriente. Venezia è stata per secoli una delle città che hanno avuto, non solo una città, è stato anche un impero quasi, che ha avuto questi grandi rapporti con questo mondo, e il cavallo arabo può rappresentare l'occasione per ripristinare anche questi rapporti. Completiamo la serie degli interventi qui per questa conferenza importante dedicata al cavallo arabo con Carlo Pagan, che è direttore del Casino, l'azienda eventi in particolare. Sì, oggi il Casino di Venezia, fino ad oggi, detiene il 100% di Venezia Marchetti Eventi, che è la società che sta gestendo tutti i grandi eventi veneziani. Da oggi abbiamo aperto un bando per l'ingresso dei privati e quindi la società, secondo la mia opinione, sarà ulteriormente rivitalizzata dalla presenza di realtà imprenditoriali. Non solo casa da gioco, no? Ma un'azienda che si apre attraverso la struttura specifica a un servizio alla città. Ma sicuramente ormai il Casino sta diventando un elemento fondamentale dell'offerta turistica generale di una città. Questo lo stiamo vedendo in molti paesi del mondo e stiamo cercando di farlo anche in Italia. Questo nuovo segmento che si chiama Tourism and Gambling, turismo e gioco, sta diventando sempre più importante, come dicevo, in tutto il mondo. Grazie direttore generale del Casino di Venezia Pagan, e qui dall'Hilton Molino Stucchi di Venezia vi salutiamo, diamo la linea alla regia. Grazie tante. Grazie a te.